Quinta corsa del convegno all'Arcoveggio, premio Rolfi, dotazione di 6.600 euro per questa corsa riservata a europei di 4 anni, vincitori da euro 5.000 a 15.000 nella carriera. Corsa con partenza dall'autostart, 1660 metri, sono 8 i cavalli partecipanti. Al momento al betting i più appoggiati sono Guantanamo Trio, Gaudi B e Gandalf W Fior, sono i 3 cavalli più appoggiati, con quello che al momento è alla pari è il numero 6 di Guantanamo Trio. Leggiamo comunque l'intero campo dei partenti, i cavalli si stanno preparando ad allinearsi ma sono ancora sparsi per la pista, quindi abbiamo tempo per leggere nel dettaglio il campo. Con il numero 1 abbiamo Jesse dei Veltri e alla guida Antonio Di Nardo, con il numero 2 Geco Jump VP dell'Annunziata, con il numero 3 Gandalf W Fior per Vincenzo Luongo, Gazzaladra Font, cavallo tedesco, con le guide di Manuel Pistone, con il numero 5 Gaddo Alberto Garruto, con il 6 Guantanamo Trio Giuseppe De Filippis, e che chiude la prima fila. In seconda fila abbiamo Gaudi B per Roberto Vecchione e con il numero 8 Gorgek Daghi con Giorgio Cassani. È una corsa maschi e femmine, quindi abbiamo nel campo 2 femmine e tutti gli altri comunque sono maschi, quindi una prevalenza di maschi, e nel frattempo la macchina si mette in movimento e i cavalli incominciano a seguirla, cercando appunto di allinearsi nella maniera più corretta possibile. È già ovviamente tranquillamente appoggiata quasi alla rete l'allievo di Alberto Garruto, Gaddo, arriva in questo momento Guantanamo Trio, poi arrivano anche tutti gli altri, rimane un po' più distante in questo momento Gaudi B, ma avrà tutto il tempo per ricongiursi al gruppo quando la macchina li raccoglie tutti perfettamente a metà della curva. Prende velocità l'autostart e lancerà i concorrenti quando saremo ovviamente più o meno a metà della retta delle tribune. Ecco il via, partiti. Prova ad andare davanti a tutti il numero 4 di Gazzaladra Font, al suo esterno troviamo il numero 5 di Gaddo che prova a insidiarla, ma sembra più veloce e più incisiva l'azione dell'allievo di Manuel Pistone, che si installa in prima posizione quando arriva subito a destra, prima dell'arrivo dei 200 metri, il favorito Guantanamo Trio, che proverà a chiedere strada, ma l'andatura mi fa supporre che ovviamente non sarà concessa, infatti rimane davanti dopo un parziale di 14-3 Gazzaladra Font, seguito da Gaddo, e prova a parcheggiare in terza posizione ma non riesce Guantanamo Trio, si infila Jesse dei Veltri che quindi prende la terza posizione alla corda. Suo malgrado Guantanamo Trio deve farsi leader di quello che è la colonna esterna e dietro di lui si va a mettere in schiena Gandalf W Fior con Vincenzino Luongo. 45,5 per i primi 600 metri quando entriamo nella retta delle tribune e scatta in terza ruota un altro cavallo molto atteso, Gaudi B Roberto Vecchione, non lascia prendere fiato a quello che è il leader, Guantanamo Trio lo lascia sfilare e quando siamo all'ingresso nella penultima curva l'allievo di Vecchione si porta a destra di Manuel Pistone e incomincia a dare il là a quello che sarà gli ultimi 600 metri ovviamente di fuoco. Manuel Pistone tiene la posizione, Roberto Vecchione lo insidia, al momento è a mezzo cavallo da lui, dietro di lui abbiamo sempre Alberto Garruto con Gaddo, mentre si lancia in terza ruota anche Vincenzino Luongo con Gandalf W Fiore. 14,9 per la retta delle scuderie, entriamo nell'ultima curva, le posizioni sono quelle, non sembra particolarmente incisiva l'azione di Gandalf W Fiore, anche l'azione di Gaudi B che poi si sbotta di galoppo e quindi si autoelimina dalla corsa, Numero rimane 7, con Gaudi una B, lunghezza di vantaggio Gazzaladra Fonte, Manuel Pistone, inseguito al suo interno dal numero 5 da Gaddo, ancora all'interno c'è poco di De Velde, ma è a destra il pericolo e si chiama Guantanamo Trio. Guantanamo Trio supera Gazzaladra che viene superata anche all'interno da Jesse dei Veltri, 14,2 il tempo al chilometro, 2,03 il ragguaglio per il rotolo completo della corsa. Sembrava fatta ma il palo non era mai abbastanza vicino per l'allievo di Manuel Pistone. Sono arrivati Guantanamo Trio che ha dovuto sorbirsi una corsa tutta a destra
destra e quindi vince anche se vogliamo controschema al secondo posto il numero 1. Poi abbiamo ancora il 3 di Gazzaladra e al numero 5 al quarto posto per Gaddo. Segue direi anche il numero 7, no, quello è Roberto Vecchione che ha squalificato, quindi Gorgek Daghi per il quinto posto. Ricontrolliamo tutto slow motion. Quindi Manuel Pistone si difende fino ai 100 metri quando passa il cavallo di De Filippis e poi all'interno Gorgek che arriva al quinto posto, sì, mentre invece Jesse De Velti al terzo posto. Quindi facciamo i complimenti al vincitore Guantanamo Trio, guida allenamento di Giuseppe De Filippis, per la signora Angela Mureddu, questo figlio di Bear Summit e Upper Trio che si aggiudica la quinta corsa del convegno.